Giovani, buonasera e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, aggiornamenti di calciomercato perché vanno portati, lo sapete, noi tutti i giorni porteremo aggiornamenti di calciomercato da qui fino alla fine del mercato invernale. Allora, signori, noi siamo ancora qui ad aspettare Samardzic, ragazzi. Intanto, poi parleremo di Samardzic. È stato presentato finalmente Mazzocchi, c'è stata la firma di Mazzocchi, ragazzi, bella, ha scelto il numero 30, bella anche la didascalia della SSC Napoli che ha scritto From Napoli to Napoli, questa è una cosa bella ragazzi, ragazza è di barra, quindi ragazzi, so che me l'avete scritto pure nei commenti, dici troppe volte ragazzi, o saccio, pure Waiu lo dici spesso, però è il mio modo di parlare, ecco, comunque. Tralasciando questo, Mazzocchi ha scelto il 30, stesso numero che aveva all'Atalanta. Comunque, allora, iniziamo a parlare di calciomercato perché tutto mercato web parla di un Napoli scatenato sul mercato, ragazzi. Addirittura arriva Samardzic e poi sprint finale per Dragusin. Io ci credo poco per Dragusin. Per Samardzic, ragazzi, molto probabilmente non verrà nemmeno convocato per la partita contro la Lazio. Quindi questo è un indizio di calciomercato, ragazzi, quei famosi infortuni di calciomercato. Intanto Politano ha svolto l'allenamento completo in gruppo, quindi ci sarà per la partita di Torino. Allora, stavamo parlando proprio di... Intanto domani ci sarà la conferenza stampa. Allora, stavamo parlando un attimo di Dragusin. Il Napoli ha fretta di chiudere, così sta sorpassando il Tottenham, ragazzi, così dice il Corriere dello Sport. Poi Nicolò Scira, il Napoli ha aperto la trattativa per provare a ingaggiare Bukhari Soumarou dell'Leicester. Il centrocampista è pronto a partire dal Siviglia dopo un prestito di 6 mesi. Anche qui ragazzi il giocatore l'ultima non l'ha giocata con il Siviglia e molto probabilmente non giocherà nemmeno la prossima con il Siviglia. Giocatori del Siviglia, tifosi scusatemi del Siviglia preoccupatissimi perché stanno dicendo allora se non gioca è un infortunio di mercato. Anche questo, ragazzi, sappiamo che questi infortuni di mercato sono tremendi questi infortuni di mercato. Comunque, tralasciando questo, ragazzi, tutto mercato web questa mattina ha detto ci siamo, Samardzic al Napoli, l'affare si chiude in serata. Ora staremo a vedere, appena ci sarà l'ufficialità potremmo fare un video, anche dopo lavoro non c'è problema. Al giocatore stipendio da 3 milioni, all'Udinese 20 più 2. Stavamo parlando di Dragusin, ragazzi, perché il Napoli si potrebbe mettere al riparo. Il Napoli continua a pressare per arrivare a Dragusin, ma se l'affare col Genova, scusatemi se è spenta la luce, non dovesse andare in porto sarebbe già pronta la pista alternativa. Gli azzurri avrebbero puntato i fari anche su Nui Perez, classe 2000 dell'Udinese della nazionale argentina. Quindi abbiamo il cosiddetto piano B. Il piano B, ce l'ha il piano B il Napoli? Sì, ce l'ha, a questo punto ce l'ha. Allora, Al-Shabaab sta spingendo forte su Matteo Politano, sta aspettando la risposta del Napoli dall'offerta di 12 milioni. Il Napoli ha aperto anche la trattativa per prolungare invece il contratto di Matteo Politano fino al 2027. L'esterno chiede a Napoli una decisione definitiva prima delle Final Four di Supercoppa Italiana. Giustamente perché poi il ragazzo deve andare, se vuole essere venduto, poi si deve arruolare negli Emirati Arabi, anche se molti stanno andando via, in moltissimi stanno andando via ultimamente, Benzema, Firmino, si sono accorti che col regime saudita è un casino. Comunque, tralasciando questo, situazione Dragusin e Samardzic, Giovanni Scotto in Roma. Per Dragusin bisogna attendere l'ok dei suoi agenti che aspettano il Tottenham. Samardzic non dovrebbe essere convocato contro la Lazio, è vicinissimo al Napoli. Poi Akatumba, l'amico giornalista di Osimhen. Questo qui ogni tanto esce, si fa rivedere, ogni tanto, non so, questo io non so, era resciutista. Comunque, il sogno di Osimhen nella Premier League e fino a lì ci siamo. So che l'Arsenal è intenzionato a pagare la clausola, pure 630 milioni e poi ne riparliamo, amico mio bello, perché tra dire e il fare c'è di mezzo il mare. Dietro front, voglio di Giuffredi. Dietro front, mi sono interpretato male ieri. Di Lorenzo ha rinnovato 4-5 mesi fa. Significa che noi vogliamo far parte del progetto del Napoli. Io sono napoletano e tifo Napoli e come dissi ieri è giusto che quando le cose vanno male i giocatori si prendano i fischi e le bibite. Non sarebbe normale se i calciatori non accettassero questo. I miei calciatori, perché lui ce n'ha tanti nel Napoli, come Giovanni, sono i primi a prendersi le responsabilità e a metterci la faccia. Ripeto, e mi dispiace essermi interpretato male ieri. No, secondo me Di Lorenzo ti ha fatto una tirata d'orecchie e ti avrà detto: ma scusami un attimo,
Ma tu cosa stracazzo stai dicendo? Cioè, io ho questo enorme dubbio, però ho questo dubbio, però, e nessuno me lo leva dalla testa. Vai giù. Macchina, hai rotto i coglioni, resisti più di 2 minuti senza spegnerti, che se no facciamo arabe chiura e morumbe e palo. Detto questo, Dragusin. Questione Dragusin. Allora, Dragusin, io, tutti molti state dicendo, è fortissimo, è fortissimo. Io vi lancio la provocazione. Ma Dragusin, li vale Ostigard più Zanoli, più soldi, più 20 milioni all'incirca? Cioè, perché ragazzi, io ho molti dubbi su questa operazione, io ho veramente moltissimi dubbi su questa operazione di calciomercato del Napoli, voi lo sapete, io le cose le dico sempre come stanno, a me non mi interessa, però io parlo. Però questa cosa qui di Dragusin, questi fantomazza Ostigard, cioè, ragazzi, io secondo me Ostigard è il difensore più forte che abbiamo. Se devi toglierti qualcuno a questo punto, togliti Juan Jesus, vai a ringiovanire la rosa, dai via Zanoli e gli dai qualche soldo in più. Tanti soldi ce l'hai, non ti mancano, c'hai 80 milioni a bilancio in positivo, poi c'hai 28 di Elmas, 23, 24, quanti cavolo sono. Comunque, aiù, queste erano le notizie di oggi. Aspetteremo questa sera il tweet ufficiale del Napoli per Samardžić, si spera. Comunque, dovesse il cielo presentare il tweet Don Aurelio, questa sera parleremo di Samardžić al Napoli. Tralasciando questo, benvenuto Pasquale Mazzocchi. Sono felice che un napoletano vesta la maglia del Napoli, però non facciamogli fare la fine di Gaetano, di Insigne, rispetto. Comunque, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli, aspettando il tweet. Ciao aiù.